Risale più che mai nel segno di Bernard Hinault. A Campitello Matese straccia tutti e torna ad essere padrone del Giro. Eccolo che guida questo gruppetto in maglia rosa sulle Dolomiti. È la tappa che da Comacchio porta a San Martino di Castrozza, è la tappa che rivela un bravissimo Moser in salita. Questa è un'altra rivelazione della corsa, Marco Groppo, esordiente, bravissimo sulle montagne. Groppo fa corsa parallela con Van Impe, il suo capitano, e raccoglie bricioli di gloria. E questo invece è il piccolissimo Belda, che batte un altro piccolissimo Beccia e vince a San Martino di Castrozza la prima tappa dolomitica. Poi Ruperez è terzo e poi a sorpresa Francesco Moser riesce a guadagnare una manciata di secondi su Hinault e sugli altri uomini di classifica, anche se l'arrivo è in salita. Ecco Moser maglia ciclamino che taglia il traguardo. Il suo finale di giro è decisamente buono. Hinault, maglia rosa, non ha problemi.